Benvenuti a Basta Parole ma Fatti, è ospite in studio Marino Finozzi, assessore regionale al commercio estero, è in questa veste anche se è anche assessore al turismo, e parliamo della difficoltà dei mercati esteri. Esiste Veneto Promozione, una società istituita, voluta dalla Regione Veneto per aiutare le piccole imprese a farsi conoscere nel mondo, ma insomma non è facile. Assolutamente, anche perché sembra che basta uscire dall'Italia a trovare immediatamente qualcuno che è interessato ai nostri prodotti. Lo era 20 anni fa, 30 anni fa, quando con una lira debolissima eravamo molto competitivi. Oggi con l'euro ovviamente la competitività è basata su altri aspetti, sulla qualità, sulla capacità di servire un mercato, e quindi la dimensione delle nostre aziende, che è molto piccola, a volte ha difficoltà di essere presente in tutti i mercati. Faccio un esempio: il Brasile, che sembra l'Eldorado, sembra la panacea di tutti i mali, ha dei dazi di ingresso pesantissimi, dove i nostri prodotti, per riuscire a entrare in quel mercato, subiscono degli aumenti di prezzo altissimi e ovviamente vanno fuori prezzo, fuori mercato. Quindi l'importanza per l'impresa è capire quali sono le regole del gioco per capire se il loro prodotto e la loro struttura è in grado di affrontarli. E sappiamo ad esempio che il mercato russo è molto complicato perché c'è una burocrazia corrotta che, se si continua a oliare gli ingranaggi di quella struttura, non si riesce ad arrivare da nessuna parte. Quindi ecco l'aiuto tecnico da parte di Veneto Promozione e istituzionale da parte della Regione per aiutare queste imprese, perché ci sono alcuni mercati che si stanno aprendo proprio in questo momento, ad esempio le repubbliche ex sovietiche del sud dell'Asia, il Kazakistan, Tagikistan, Azerbaijan. Lì sì, si possono fare importanti e frequenti affari. Conosco tantissimi esempi di imprese che lì sono riusciti a imporsi e portare i loro prodotti. No, anche perché il Kazakistan ama, adora il Made in Italy, no? Ah, sicuramente lì è una regione con 4 milioni di abitanti, ma con un territorio vastissimo, e sono ricchi, hanno petrolio, minerali, hanno di tutto, quindi spendere per loro è facile, e quando spendono vogliono il prodotto Made in Italy, ovviamente. Certo. Beh, insomma, direi che mi colpisce questa cosa che in Russia bisogna oliare, no? Purtroppo quello che è rimasto della vecchia burocrazia del sistema sovietico ha messo in moto dei sistemi di sciacallaggio per quanto riguarda la necessità da parte di imprese di importare i loro prodotti. Quindi tengono ferme le merci in dogana per giorni, se non c'è la possibilità di dare la mancia, e quindi questo affatica molto l'attività di un'impresa, soprattutto se è piccola. Poi c'è anche il problema della garanzia che i prodotti siano davvero made in Italy, no? Se entriamo nel tema della contraffazione, è un disastro. Basta pensare che l'80% dei prodotti nel mondo che fanno riferimento a Made in Italy sono contraffatti, non sono nostri. Ecco l'importanza anche dell'attività della Regione a promuovere i prodotti veneti, perché in questa maniera si fa conoscere al consumatore qual è il prodotto genuino, originale, rispetto alle contraffazioni. Benissimo, e concludiamo qui quest'altra puntata dedicata al commercio estero, ma rimanete con noi perché ci sono altri due argomenti che vogliamo affrontare nelle prossime puntate.